Buon pomeriggio, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Quest'oggi è venerdì, il venerdì, voi sapete, è la giornata che noi dedichiamo specificatamente a cultura, spettacoli e a tutte cose nelle quali io non mi trovo bene. Nella fattispecie poi quest'oggi avremo nella seconda parte Trieste d'arte, visiteremo una mostra fotografica e di pittura. E in questa prima parte siamo in compagnia di Massimo Favento, che è il direttore artistico di Lumen Harmonicum. Buongiorno a tutti. Grazie. E di Gino Cancelli, musicista che abbiamo già incontrato tante volte. Da quanto tempo suoni? Io? Sì. Ho incominciato a studiare a 11-12 anni, adesso ne ho 90. Non posso credere. Sì. Davvero? Sì. Sì, non è che uno me lo verrebbe a dire per comunque complimenti. Insomma. Forse non dovevo dirlo. No, anzi, non lo sapevo. No, però diciamo professionalmente, ho incominciato molto presto, ma professionalmente diciamo anche molto presto, avevo forse 16-17 anni. Così presto? Sì. Era normale? Non so se era normale, io ho avuto la fortuna, sono entrato al conservatorio un po' più tardi e al teatro subito dopo. Io a 19 anni, 20 anni ero già a teatro. Era normale. Era normale. È normale, per la sua generazione anche, sì, era normale. Sì. Che è una generazione storica, insomma, cioè quella... Sì, di grande professionismo. Noi ogni tanto, io devo dire la verità, mi perdo molto volentieri a vedere su YouTube vecchi spettacoli Rai e queste cose qui, dove l'orchestra quella volta aveva anche un ruolo piuttosto notevole, c'erano i direttori d'orchestra che poi imparavi a conoscere per il loro stile diverso, e cioè, insomma era... Beh, insomma sì, dai. Una bella epoca, bella. Sono cambiati i tempi e secondo me noi, la mia generazione, io ne ho 60, ha fatto in tempo a crescere con quel tipo di spettacolo, con quel tipo di intrattenimento, e ringraziamo Dio perché insomma ci portiamo... Era il colpo di coda. Era il colpo di coda. E comunque la storia è ciclica e si può ricominciare migliorando anche. Cioè, non è detto... Però quei livelli, devo dire la verità, non sarei così catastrofico. Non è così, ma però posso dire una cosa, poi dopo mi taccio e fate voi le domande. Posso dire una cosa, i ragazzi di oggi sono molto più preparati di come erano preparati i miei colleghi a suo tempo. Sì. Però c'era meno preparazione, ma più cuore, più sentimento, più voglia di ascoltare e di non dire chi sono io, eccetera. Mentre oggi appena uno riesce a fare qualcosa, e non voglio disprezzare nessuno, perché ci sono dei ragazzi che hanno dei talenti veramente eccezionali, però, e poi chiudo, siamo stati scelti come orchestra per il primo festival dei Due Mondi di Spoleto, dopo aver fatto un giro di tutta Italia, hanno scelto questa orchestra, gli americani, sì. Perché era un'orchestra che, anche se non aveva tutti Paganini, c'era gente che suonava col cuore. Quindi lei ha lavorato anche con il maestro De Banfield? Madonna, sì. È una figura meravigliosa. Io ho incominciato veramente con Barison. Lei non sa ne forse... Sa non ho ricordo. Ecco, poi è venuto il sovrintenente Antonicelli e con lui ho fatto una gran parte, e poi i vari sovrintendenti De Ferra, eccetera. E come Banfield, come direttore artistico. La città dovrebbe ricordarlo un po' di più, per dirle. Ma chiudiamo l'argomento, perché sennò è una di quelle cose che mi fa andare un po' in bestia. Allora, noi parliamo di uno spettacolo che andrà in scena lunedì prossimo, lunedì 27, in Sala Lutazzi alle ore 20:30 nell'ambito della rassegna Una luce sempre accesa. Lo spettacolo si intitola Hello Trieste, un boogie woogie chiamato Italia, spettacolo swing sulle note anni 50 di Guido Cercoli. Di che cosa si tratta? È uno spettacolo che fa parte di un progetto che si chiama Io C'ero,
che è dedicato ai 70 anni dai fatti di novembre del 53, quando la nostra città era in bilico tra il futuro della nostra città, doveva essere italiano oppure jugoslavo, avevamo gli americani in casa, all'epoca proprio come diceva carissimo Gino, al Teatro Verdi c'era Cesare Barison, si facevano molti spettacoli, molte iniziative per incentivare una presa di coscienza di un'identità. Sì. E quale identità poteva esserci dopo non si sapeva. E c'era anche chi, per i locali degli americani, degli locali dove andavano le truppe, scriveva musica come per esempio Guido Cergoli. E ci sono tutte delle musiche stampate in una miriade di tipografie. Trieste era piena di tipografie musicali, tra cui una che si chiama, che era anche casa editrice, fortissimo, in Via delle Docce, che pubblicava in Via delle Docce e in Galleria del Corso a Milano. Trovi sulle parti scritto questo abbinamento Via delle Docce e Via del Corso a Milano. È una cosa molto interessante, molto curiosa. Per chi conosce Via delle Docce, insomma. E poi scrivere swing in italiano, però per gli inglesi, per gli americani, mettendo anche all'interno di una struttura, di un complesso musicale in cui ci sono le trombe, ci sono i sassofoni, pianoforte sempre, batteria basso, ma mettere anche la fisarmonica, per esempio, che è una cosa un po', diciamo, non consueta. Quantomeno non consueta, sì. È un repertorio bellissimo, parlavamo con Gino tante volte, per esempio, anche sì, ci sono anche gli archi, c'è anche il violino, c'è anche il violoncello, la chitarra, e sono le formazioni particolari, e parlando proprio con Gino si è parlato tante volte di come avveniva il consumo di questa musica, no? Allora adesso Gino mi parlava, sai, io ero al Teatro Verdi a suonare e dopo ho finito di suonare lì si andava negli altri locali e si passava da una parte all'altra, ecco. Oppure non so, mi diceva all'Hotel Savoia c'erano 3 orchestre contemporaneamente allo stesso punto, una era Roger Noir, che era uno dei principali locali della città dove si faceva il night, diciamo così. Però all'interno della stessa struttura c'erano altre 2, quindi nei momenti di punta e così. Poi c'era anche, lo so, in piazza Perugino, in altri luoghi, Bar Catina, non mi diceva? Catina. Sì. Che aveva questi locali. Sì, aveva una parte solo per americani, inglesi. Allora io mi sono chiesto, quando Claudio Mansutti della Fondazione Luigi Bon, che è in realtà il vero organizzatore di questo progetto, che ha presentato in Regione la domanda, con cui abbiamo vinto anche il bando della Regione per quanto riguarda i moti del 53, ci siamo chiesti ma come possiamo rivivere quelle emozioni di quei ragazzi che negli anni 50 cercavano di rivendicare una propria identità, no? Noi abbiamo tutte quelle foto meravigliose di Borsatti in cui vediamo questi ragazzi pieni di vita, chi col motorino, chi a piedi, chi scapigliato, chi con giacca e cravatta. Cosa c'era dentro? Ecco, io proprio, questo mi dà il destro per una domanda riflessione. Io molto spesso di questo parlo con mia mamma, nel senso che nell'immaginario collettivo, adesso non so, non è nemmeno l'immaginario collettivo, probabilmente è una distorsione, diciamo così, della storia, no? Cioè, quegli anni, magari noi ed è un paradosso, che non li abbiamo vissuti, cioè gli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino al ritorno di Trieste all'Italia, 9 anni, che non è un tempo breve, per dire la verità, però la mia generazione, o forse anche io, può essere che non sia un problema generazionale, però per certi aspetti si è portati ad immaginarli come degli anni cupi, cioè come degli anni tristi, dove non sapendo appunto se tornava l'Italia, quando tornava l'Italia, se arrivavano altri, eccetera, dove la città appunto era in una cappa grigia, eccetera. Mia mamma invece mi dice, no, guarda che sì, c'era questa preoccupazione, però insomma ci si divertiva, si rideva. Io ho detto, ma voi durante la guerra ridevate? Una volta l'ho chiesto, perché chissà perché non pensi che durante la guerra uno rida, invece poi... Ecco, dal punto di vista proprio, e lo sappiamo del resto, dal punto di vista musicale, che anni erano quelli? Ma
rivolta a me, Sì, assolutamente è ripresente. Allora, io posso dire questo, intanto bisogna considerare l'età che uno, nel 1945 io avevo 11 anni, perciò che pensieri potevo avere? Sì. La tristezza mia non esisteva, perché anche per durante forza, i bombardamenti non è che piangevo, erano preoccupati i genitori, ma noi no. E naturalmente noi abbiamo vissuto tutta la parte, io posso ricordare solo la parte buona di questo periodo. Perché? Perché sono nato in un periodo che c'era una rinascita per noi e io l'ho vissuta tutta. L'ho vissuta nel senso che intanto per me non mancava il lavoro. E già per questo. gli altri non lo so, ma io parlo per la questione musicale. E le istituzioni erano comunque diverse e non si faceva fatica come oggi. Oggi intanto non esistono più i locali notturni, non esistono più le sale da ballo. Ma i locali Parlo notturni, sempre della parte musicale. Sì, no. Interrompo solo per una mia curiosità. I locali notturni erano tipo quelli dove nei film di Totò prima o dopo tutti quanti andavano a finire, cioè molto eleganti, molto... Allora c'erano due locali super, che era il Carillon Vermouth di Torino in Corso Italia, dove io ho lavorato per circa un anno, e il Rouge et Noir all'Hotel Savoia, che era bellissimo, due locali molto belli. Però dopo c'erano molti locali notturni, va bene, dove la gente andava e passava le ore fino alle 3, alle 4 la mattina. Questo adesso non esiste più. No, i locali notturni, ma poi c'erano le sale da ballo. Che altra cosa? Sì, che è un'altra cosa, perché le sale da ballo finivano alle 11, alle 10, alle 11 la sera, massimo a mezzanotte. Infatti quando si diceva a Carnevale facciamo il veglioncino, si suonava fino alle 2, facciamo il veglione, si suonava fino alle 4. Adesso i ragazzi vanno a ballare a mezzanotte, capisci? È cambiato tutto. Comunque io ho un ricordo bellissimo, bellissimo perché forse sono stato fortunato, per me è andata bene. Ho lavorato dappertutto, in questi locali che avete nominato, Catina, da Catina io ho fatto 2 anni, fino a quando sono andati via gli americani. Che poi gli americani portavano anche un certo tipo di musica, un certo tipo di cultura. No, con loro abbiamo incominciato ad avere la passione della musica americana, musica jazz, perché dove si andava nei loro club, loro mettevano i loro dischi, quella volta erano i VD, quei 78? Grandi, sì. No, normali già, non 78. Già in normali. Già 33. Sì, 33, ma si chiamavano VDs, era scritto VDs. Ho capito. Sì, non so perché, mi dispiace. Ma e poi, tra l'altro, dicono molti che il pubblico triestino è molto esigente cinematograficamente parlando, e anche questo sarebbe, secondo alcuni, un retaggio della presenza degli anglo-americani che consentivano ai triestini di vedere prima determinati film che il resto d'Italia avrebbe visto dopo, e questo, mi hanno detto, sarebbe alla base anche di uno scarso appeal che i film italiani avevano nella maggior parte dei triestini. Questo però non sono in grado di... Sì, non ho dati per... Questo non lo so, io so che ero sempre appassionato per il cinema e andavo al cinema a vedere naturalmente dove c'erano Harry James, che Ray Anthony, oppure Glenn Miller o Benny Goodman, e naturalmente si andava ad ascoltare e a vedere i film, ma ad ascoltare questa musica fatta perfettamente da loro, no? Perché sono stati dei maestri per questo. Ma non voglio rubare tempo, perché no, ma è che siamo qui per una cosa molto importante. No, adesso ci arrivo. È che io quando sento parlare di queste cose, di questi anni, un po' mi infervoro, e quindi chiedo scusa se... Sì, ma è giusto perché mi piace molto, devo dire la verità. Poi tutto ciò, quel tipo di musica porta Sinatra, o comunque Sinatra era, io sono... devo dire la verità, un fanatico di Sinatra, faccio discorsi su è meglio il Sinatra della Reprise o è meglio il Sinatra della Capitol, dopo qualcuno mi dice non dimenticare il Sinatra della Columbia, quindi insomma sono un po', sto invecchiando, divento un poco... È un grande, però sì. Lo spettacolo
in realtà racconta tutto questo attraverso una messa in scena, attraverso una storia. Assolutamente sì. E diciamo subito che il fatto che Gino Cancelli è qui, ma anche nello spettacolo, è il motivo fondante dello spettacolo. Perché quando la Fondazione Bon ci ha chiesto come struttura di produzione, che noi siamo un lumen armonico, una struttura di produzione artistica, ma noi facciamo approfondimenti storico-musicali, quindi anche le ricerche per esempio delle stampe originali di Guido Cergoli rientrano in una nostra attività di ricerca. In realtà il progetto Io c'ero, di cui questo è il secondo segmento, è iniziato a novembre scorso, in occasione proprio dei 70 anni, e già abbiamo fatto un evento si chiamava La Testimonianza, e abbiamo invitato Borsatti e un signore che si chiama Piccoli, che era presente in piazza durante i moti di Piazza del 53, e abbiamo fatto una testimonianza, in quel caso con musiche di Giulio Viozzi, che all'epoca faceva i primi passi, e già lui aveva cominciato a scrivere qualcosa sulle scia di questa presenza strana in città, gli anglo-americani, no? Però naturalmente uno stile molto diverso. In questo caso abbiamo pensato di prendere in considerazione Guido Cergoli, e la prima persona da chiamare era Gino Cancelli. Cioè la prima questione, perché Gino Cancelli ha collaborato con Guido Cergoli tantissimo, l'ultimo concerto del 96, no? In occasione di l'ultimo concerto nel 96 abbiamo fatto l'ultimo concerto per commemorare, forse l'avrei sentito nominare, Franco Valesneri, sì. fisarmonicista. Abbiamo organizzato con la Casa della Musica un concerto dove ha partecipato tutta la città musicale, o quasi tutta la città musicale di Trieste, ed è riuscito benissimo, senza aver fatto né una prova né niente. Tutti hanno dato consentimento. E in quell'occasione c'era Franco Russo, che purtroppo non c'è più nemmeno lui, e il maestro Cergoli. Ed è l'ultima volta che l'ho visto, l'ultima volta che l'ho accompagnato. Lui dormiva in un posto e l'ho accompagnato io perché era una serata molto brutta, faceva freddo e lui non aveva la macchina perché abitava a Roma e è venuto qui per questo. No? Ecco, però con lui ho collaborato in Rai, e per la verità, se posso dire, sono stato chiamato a suo tempo, prima nell'81, dall'allora direttore della Rai di Trieste, Botteri. Come no? Siccome eravamo sempre che facevamo discussioni, ma eravamo sempre così. Penso che con Botteri non si poteva non discutere. Però sempre col sorriso, sempre col sorriso. E mi dice: fammi l'orchestra che dobbiamo fare i 50 anni di Rai. E io, naturalmente, ho parlato col maestro Cergoli e ho chiamato i miei colleghi del teatro e più qualche altra persona. E abbiamo fatto... E lì naturalmente ho fatto io un brano da solo, ognuno, e il povero Valesnei aveva fatto anche lui una cosa da solo, e così. Ecco, avevo collaborato con Cergoli in Rai, ma anche fuori, perché Cergoli naturalmente lavorava in Rai, ma quando andavamo fuori a Venezia o altro, lui mi chiamava, andavamo e abbiamo collaborato in questo senso, ma non abbiamo mai avuto discorsi molto intimi. Ho capito. Perché c'era una differenza d'età, e poi lui era il maestro, e poi è cambiata la cosa, ma all'inizio lui era più vecchio, era il maestro, e il maestro va rispettato. Che tipo di... allora non so se... però ci sono delle caratteristiche abbastanza tipiche, mi viene in mente, visto che è un personaggio del quale giustamente non si finisce mai di parlare, non si finisce mai di scoprire, Luttazzi, che aveva un certo tipo di approccio anche alla musica, eccetera. Poi Luttazzi è difficilmente catalogabile perché è stato tutto nella televisione degli anni 60. Cergoli che tipo di... musicalmente era diverso, partiva... Era un'altra cosa. Nel senso che Cergoli era molto bravo, e mi ricordo che quando andavamo fuori qualche volta col treno invece che con la macchina, lui in treno scriveva la musica che poi andavamo lì e provavamo prima di incominciare, no? Era un bel musicista, proprio un bel musicista. Conosceva molto bene gli strumenti, perché per scrivere per uno e per l'altro bisogna conoscere le difficoltà di ogni strumento. Però come caratteristiche erano completamente diversi da Luttazzi. Luttazzi era timido, però
era una persona che riusciva a conquistare, a parte che era bravo. Ma noi avevamo un altro pianista molto bravo, che mi sento in dovere di dover nominare, che era Gianni Safred, che era di una capacità mondiale, ha suonato con dei musicisti di levatura mondiale, con Grappelli, Stefan Grappelli, con Django Reinhardt. Sì, io ho i dischi a casa fatti da lui a Roma nel 45, 46. Per me bisognerebbe invitarlo ogni settimana, e avremmo di che. Sono d'accordo. Comunque sto rubando sempre tempo. Qua ormai Comunque no, perché visto che dice vieni perché è così, ma io quello che posso dire, potrei parlare una vita, perché naturalmente ho conosciuto queste persone, però le ho conosciute sempre nell'ambito musicale. Non posso dire niente di loro intimamente. Parlo di questi, non dei miei colleghi, quelli che suonavano con me, ma di questi che io venerava, insomma. Sì, che erano quelli che dirigevano. Ecco. Dicevo che lo spettacolo ha c'è una storia, vedo che fra l'altro in scena ci sono anche Michela Cembran, Eleonora Lana, Elena Caineri e anche il mio amico Giacomo Seguglia. Gli fate tagliare i capelli, Fateli No, io avevo chiesto il gel, ma non so, vedremo la brillantina, no? Perché piuttosto che tagliarsi i capelli metti il gel. No, ma non è perché nella locandina, che è tratta da una copertina di Guido Cergoli, c'è un clarinettista che suona col classico look. E allora vediamo, io ho provato, adesso vediamo cosa succede. Piuttosto digli, c'è qualcuno che dice che devi tagliarti i capelli, vediamo che capisce subito. Comunque nello spettacolo ci sono 13 brani di Guido Cergoli, c'è un brano scritto per l'occasione da Riccardo Pitacco, che è una specie di direttore musicale della 1000 Streets Orchestra, che è questa orchestra che fa parte di un'associazione culturale che fa da big band. In realtà è sia 1000 Streets Orchestra con alcune aggiunte, come per esempio Gino Cancelli ed altri importanti musicisti della nostra città. È un misto tra vecchie generazioni, scusami, vecchio perché è sempre giovane. È naturale, è giovane di essere vecchio. Ma fa parte di questo progetto di rievocazione, cioè noi cerchiamo di rievocare quell'atmosfera musicale di quegli anni, con l'esperienza di Gino e di altri, e i giovani ragazzi che non conoscono magari, per esempio affiancato da Luca Bellodi, un'altra tromba che ha esattamente 70 anni meno di lui, quindi agli anni che aveva Gino quando suonava con Guido Cergoli per gli americani. Quindi questo a 20 anni? Sì, esatto. Beato lui. Quindi li mettiamo insieme. L'ho visto anch'io, però li ho avuti anch'io. Li metto insieme apposta anche in questa situazione. Lo spettacolo ha una trama scritta da me e vuole essere una specie di esposizione degli stati d'animo dei ragazzi dell'epoca durante i fatti del novembre 1953. E per fare questo abbiamo inventato una trasmissione televisiva, che potrebbe essere anche questa, che si chiama Trieste Free Network, in cui il giovane Giacomo Seguglia, che però che naturalmente sul palcoscenico avrà un altro nome, lui si chiamerebbe Edoardo Bevilacqua, ma molti dicono, anzi probabilmente è di Vodopivez, ma all'epoca dei fatti era Eddie Drinkwater, quindi proprio questa Trieste un po' con questa identità controversa a seconda delle situazioni e così, che intervista una signora che si chiama Ondina Kovacic, interpretata da Michela Cembran, perché pare che io nel scrivere il testo mi sono ispirato a tutte quelle signore che incontro per strada, oppure al caffè, a teatro, oppure non so, al mare, ai Topolini o al Pedocino. No, al Pedocino non posso perché non posso entrare dall'altra parte, però le senti in autobus, non so, ragazze degli anni 50 e che magari come hanno affrontato loro quella situazione drammatica, perché i fatti del 53 sono drammatici, quelle facce sorridenti, vogliose di futuro che vedi nelle foto di Borsati, ma come erano veramente? E soprattutto fare quelle domande impossibili nel 2024, chiedere tramite Eddie Bevilacqua Vodopivez, signor, ma lei cosa pensa di quell'epoca? Quelle domande che ti lasciano sempre, perché non sai bene come avverrà la risposta. E in questa forma di rievocazione scenica con le musiche di Guido Cergoli, con la band come potrebbe essere qui in questo studio televisivo,
e succede qualcosa che adesso non diciamo, è una rivocazione, succede qualcosa... E i brani musicali servono proprio per dar conto dei sentimenti, dei temi. Ma quello che è interessante, almeno spero, è che io sono partito dai brani musicali per scrivere il testo e anche viceversa, perché mi sono posto il problema: da dove nascono certi titoli, da dove nascono certi testi, da che quotidianità di quegli anni. La musica è tutta dal 47 al 53. Proprio quella di quegli Quella anni. musica Quindi, di quegli anni là. Cosa succede nel 49? Cosa può succedere nel 51? Perché Guido Cirio scrive quella canzone? Ci sarà stata una cantante, una ragazza, una persona. E infatti in questo senso abbiamo pensato di chiamare due cantanti, una è Eleonora Lana e l'altra è Elena Caineri, che sono due ragazze coetanee, che potrebbero essere benissimo ventenni di quegli anni. Sì, ho capito. E una è un po' più verso l'ovest, una un po' più verso l'est, e una potrebbe essere un po' più di qua. Sono praticamente due personalità un po' astratte. Ho capito. Però di una città che parla più o meno lo stesso linguaggio, che è questo swing, perché tante volte io mi chiedo se lo swing è internazionale e nazionale. Non so, ho sentito ultimamente per esempio dei brani bellissimi che conoscevo già di Sostakovic, che a suo modo anche faceva questa cosa, è un linguaggio internazionale. Però è anche vero che da parecchio tempo a questa parte, diciamo fino a una ventina d'anni fa, mettiamola così, lo swing era diventato patrimonio di pochi, no? Cioè era coltivato, a me piaceva per via di Sinatra, tutte queste cose qua, eccetera. Da qualche tempo a questa parte, anche grazie, magari forse non solo, però certamente la riscoperta autori come prima Harry Connick Jr., poi Michael Bublé adesso, insomma è stato riscoperto, ecco, insomma, ormai... Sì, è sempre poco rispetto a quello che meriterebbe, però i tempi sono questi, purtroppo si va avanti così, e questo che noi chiamiamo progresso ha portato a cancellare un po' quello che noi diciamo. Però noi abbiamo delle soddisfazioni, perché io, oltre a far parte, faccio i complimenti perché ha fatto un bel lavoro, molto un bel lavoro, ha messo assieme una cosa che risulterà secondo me molto simpatica. E invece noi, tu lo sai che facciamo parte con la Ragtime perché ci hai invitato, e quando facciamo abbiamo le persone che ci vengono ad ascoltare volentieri, però pochi ragazzi. Questo è male, anche perché non... Ma non è che noi non li vogliamo, è che noi cerchiamo di diffondere, però intanto è difficile trovare l'ambiente che ti ospita, perché non basta ospitare. No, perché sì, c'è più, sì. Ci vuole anche qualcos'altro, no? Sì. Non dico per me, perché io lo farei così tranquillamente, sì. A parte, per quello che mi resta lo farei volentieri, però c'è chi vive di questo e ha bisogno di avere un riscontro. Sì, sì. Comunque però, noi ci divertiamo, a noi piace. C'è questo problema delle nuove generazioni che, ed è, credo, io non ero così, adesso non è che voglia dipingermi per migliore di quanto fossi, però ai nostri tempi, per tutta una serie di ragioni, mettiamola così, le cose del passato, prima di dire non mi piace, non mi interessa, le conoscevi, sapevi di che cosa, ascoltavi. O perlomeno ascoltavi. Nelle ultime generazioni non c'è come dire, forse perché non hanno nemmeno tempo, non c'è la voglia di conoscere determinate cose, anche per poi dire giustamente, perché se a uno non piace un genere musicale, se a uno non piace un film, non è che deve dirlo per forza, non fa più fighi, però giusto avere un'idea di ciò di cui si sta parlando non è male. E l'unica, come dire, rimprovero che mi sento di fare alle nuove generazioni, che per il resto, insomma, sono bravi, è una bella generazione che ha davanti delle problematiche piuttosto notevoli, ma quello è un altro discorso. Mi tolga una sola curiosità, poi chiudiamo e daremo nuovamente l'appuntamento. Lei ha detto io ho lavorato con parecchie persone, non le ho conosciute personalmente, insomma, però qual è l'artista
con cui lei ha lavorato, con il quale si è trovato meglio? Mi dai del lei? Adesso si do del... con cui ti sei trovato meglio. Allora, io mi sono trovato bene con molte persone perché ho avuto la fortuna nell'orchestra sinfonica di lavorare con i più grandi direttori d'orchestra del mondo, non dell'Europa, gente che girava il mondo. E per questo motivo noi, andando a Spoleto, al festival, abbiamo conosciuto l'altra parte del mondo, l'Occidente, cioè la parte che noi non potevamo affrontare, perché se volevi dovevi solamente andarci là. Io ho conosciuto tutti gli artisti che vedevo al cinema. Ah già, perché Spoleto era poi... Sì. Ma ce n'è uno che ricorda con più... come artista? Come artista. Beh, così. io ho visto Liz Taylor, Richard Barton, Ava Gardner, arrivederci, Esther Williams, Fernando Lamas, l'altro che faceva i western, poi senza contare no. western. John Wayne? No, John Wayne, no, l'altro che adesso mi sfugge il nome, però nella prossima volta sono ben sicuro. Sì, ma e poi il direttore d'orchestra. Vabbè, là c'era Thomas Schipper che è andato via troppo presto. Purtroppo troppo presto. Quello era un mago. E questo l'ho letto molto spesso. Una grande persona. Allora, siamo davvero in chiusura. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento, insomma ritornate perché... Mi dispiace, forse ho rubato un po' di tempo. No, ma per l'amor di Dio, insomma, poi anzi... è bello quando si può parlare. Fa parte dello spirito della rivocazione. Appunto. Allora, ricordatevi questo appuntamento. Ello Trieste, un boogie woogie chiamato Italia, spettacolo swing sulle note anni 50 di Guido Cergoli, lunedì 27 di maggio, quindi lunedì prossimo, fra 3 giorni, in Sala Luttazzi alle ore 20:30. Io ringrazio Massimo Favento e Gino Cancelli per essere stati con noi, buon lavoro. Grazie. E grazie ancora di essere stati con noi. Grazie. Saluti a tutti. Adesso andiamo in pubblicità e poi Trieste d'Arte.